Ultima prova della giornata, 11 cavalli in pista, impeto Mark con l'1, Igor K. Cole, Jan dei Ronchi col 3, Iron West, Star, Intercity Matley, seconda fila Iggy Pop, 3, By Home, It's Your Dreams Done, Indigos, Iris Leroy con Ita KDB. Partono ed è un facile assolo per Star che si mette subito davanti mentre sbaglia Iron West e in seconda 4, posizione Iron impeto West, Mark. squalificato. Iron West viene eliminato, ma comunque è davanti con già parecchie lunghezze di vantaggi. Iron West o Iron West che dir si voglia. Quindi abbiamo ai primi 200 Numero metri con un 7, leader chiaro, viene Iggy squalificato Pop anche Treb, Iggy Pop Treb squalificato. e quindi era un altro possibile protagonista che Numero se ne va. 9, It's 15-6 Your Dream per Zan, Istar che è davanti, in squalificato. seconda posizione per Impeto Mark che segue nelle vicinanze e ovviamente sembra abbastanza impetuoso, ma ora dovrà tenere la schiera di quello che è il leader. Primi 300 metri in 31,6, quindi in rallentamento ci sono state parecchie squalifiche e ora si affronta quella che è la seconda piegata di questa ultima prova della serata riservata ai gentleman. Istar e Daniele Orsini è davanti a tutti, poi abbiamo Impeto Mark con Enrico Cuglini e poi il numero 3 di Jan dei Ronchi e Giorgio Cangiano che guidano la corsa. 48,8 per i primi 600 metri, c'è un evidente rallentamento, 17,2 di frazione per la curva, ma del resto nessuno poi ha grandi interessi ad accelerare. Prova a muovere le acque Indigos e Matteo Zaccherini che al passaggio dalle tribune 1,51 agli 800 metri, prova ovviamente a dare un'accelerata alla tuta ma viene anticipato. Comunque sempre davanti a tutti i Star e dietro di lui abbiamo Impeto Mark che si è messo a destra Jan dei Ronchi per non rimanere chiuso. Arriviamo al chilometro in 1,21,2, quindi è stata una marcia di trasferimento anche piuttosto lenta e ora sì che si comincia ad accelerare in maniera evidente. Orsini prova ovviamente a dare quel quid in più, di chiedere quel quid in più al proprio cavallo e si prosegue, poi si arriva all'ultima curva con I Am Home che viene squalificato. I primi due dall'inizio se la giocano ancora, rimangono solo loro mentre viene squalificato anche Jan dei Ronchi. Indigos non sembra essere della partita e con neanche Intercity Matley si è in retta d'arrivo dopo un 15,8 di curva, sembra facile, sembra padrone Istar che se la dà a gambe, 2 lunghezze di vantaggio su Impeto Mark che si assicura la seconda posizione, al terzo il numero 6 mentre arriva velocissimo il numero 12 di Ita KDB che probabilmente si assicura la quarta posizione. 1,18,9, 2,10,9 è il tempo complessivo, 34 a chiudere per la vittoria di Istar, quindi per una vittoria di questa femmina di 3 anni che si è aggiudicata la corsa, questa figlia di Trixton, per l'allevamento di Barbini e la guida di Daniele Orsini che si aggiudica la corsa gentleman di queste che chiude il convegno. Quindi 5, 1 in termini numerici, 6, 11 probabilmente o 12, 11 e 12 comunque in fotografia e noi vi aspettiamo per un'altra serata qua al Savio.